Bentrovati a tutti al nostro consueto appuntamento del mercoledì sera. Accogliamo anche oggi lo Spirito Santo perché apre il nostro cuore e ci disponga ad accogliere la parola di Dio, parola che è luce sul nostro cammino, parola che ci orienta alle scelte di vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Spirito di verità, inviatoci da Gesù, apri la nostra mente all'intelligenza delle Scritture. Tu che scendendo su Maria di Nazaret l'hai resa terra buona, dove il Verbo di Dio ha potuto germinare, purifica i nostri cuori da tutto ciò che pone resistenza alla parola. Fa che impariamo come lei ad ascoltare con cuore buono e perfetto la parola che Dio ci rivolge nella vita e nella Scrittura, per custodirla e produrre frutto con la nostra perseveranza. Maria, sede della sapienza, prega per noi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Analizziamo ora con calma i versetti di questo brano di Vangelo. Lo svolgimento della nostra storia è molto semplice. Il versetto 13 inquadra il contesto spazio e temporale. Gesù sale a Gerusalemme per la Pasqua. Il versetto 14 introduce la scena che fa scattare una forte reazione da parte di Gesù. L'azione di Gesù viene poi descritta nel versetto 15 e motivata dallo stesso Gesù nel versetto successivo. L'azione e la parola di Gesù scattano e suscitano 2 reazioni. La prima, quella dei discepoli, è di ammirazione. La seconda, quella dei giudei, è di dissenso e affronto. Questi richiedono una spiegazione da parte di Gesù, ma non sono assolutamente aperti ad accoglierla. A questo punto interviene il narratore per interpretare autenticamente la parola di Gesù. I giudei non possono capire il significato vero della parola di Gesù, però anche i discepoli, che lo ammirano come un profeta pieno di zelo per Dio, non la possono capire ora. Capiranno questa parola soltanto più tardi,
dopo il compimento, dopo la passione, dopo la resurrezione, crederanno alla parola di Gesù, come ci viene detto al versetto 22. Infine, il narratore ci offre un sommario sull'accoglienza entusiasta di Gesù da parte delle folle a Gerusalemme. Eppure questa fede, basata soltanto su segni, non entusiasma Gesù. Allora vediamo come Gesù in questo brano di Vangelo vuole accompagnare alla fede ciascuno di noi. Nel versetto 14 Gesù trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e i cambiavalute seduti al banco. Cosa ci vuole dire la scrittura con questo versetto? In quei giorni gli affari dei venditori degli animali sacrificali andavano a gonfie vele. La tassa annuale che ogni israelita dai 20 anni in su pagava per il tempio doveva essere la tassa antica, e al tempo di Gesù si coniavano soltanto le monete romane e quindi il cambio era assolutamente necessario. I pellegrini accorrevano da tante parti e quindi portavano nel tempio monete per così dire impure, con effigi di divinità straniere. E quindi il compito dei cambiamonete era importante, era fondamentale da questo punto di vista. Ma poi troviamo anche le bancarelle degli animali sacrificali. Quindi siamo in un contesto ben particolare. Nell'atrio del Tempio c'erano persone addette alla vendita di animali che servivano per il sacrificio e i cambiamonete che erano lì appunto con lo scopo di cambiare le monete. Gesù davanti a tutto questo ha, come abbiamo detto, una reazione di rifiuto. L'azione di Gesù è rivolta quindi ai venditori, non ai compratori. E questo ci fa pensare ad un passo del profeta Malachia al capitolo 3. Chi sopporterà il giorno della venuta del Signore? E appunto il Signore scenderà per fondere e purificare. Gesù quindi inizia a partire da quel momento il suo mandato. Gesù vuole purificare il culto, perché in esso si celebra ciò che si vive e si prega come si vive. Quindi Gesù comincia, vuole fare pulizia, per usare un'immagine alla portata di tutti, vuole eliminare ciò che ci può allontanare da Dio, vuole eliminare le superficialità che offuscano il culto gradito a Dio. Nel versetto 15, fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. La notazione della corda di questa frusta è propria dell'Evangelista Giovanni. Dentro il tempio, nelle mura, non si potevano portare armi, ma fra le armi non erano comprese le sferze. Il flagello di corda ricorda i dolori del tempo messianico, quando il Messia sarebbe venuto per porre fine al male. Quindi con altri gesti sul denaro e sui tavoli Gesù vuole offrire un simbolo per il giudizio di Dio sul peccato del mondo. Al versetto successivo, il versetto 16, ai venditori di colombe disse: portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Le colombe erano usate soprattutto dai poveri per olocausti, per i sacrifici di purificazione. Gesù con questo terzo gruppo fa qualcosa di diverso, lancia loro la sua parola dura che vuole invitarli ad aprire gli occhi sulla novità giunta con Gesù. La propiziazione, la purificazione, l'espiazione vengono da un'altra colomba, dalla colomba dello Spirito Santo che si posa sul Figlio. La colomba è anche simbolo di Israele, e i venditori sono i capi del popolo che lo svendono. Quindi comprendiamo come Gesù vuole aiutare e condurre tutti su un altro piano, vuole accogliere, vuole far sì che noi possiamo accogliere giorno per giorno Lui, che è la vittima sacrificale per eccellenza. Quindi ancora una volta Gesù vuole purificare,
la religione, da tutto ciò che può considerarsi luogo di mercato. Ancora una volta Gesù vuole compiere un passo molto molto importante, vuole far capire ai presenti, ai suoi discepoli e anche ai farisei che il rapporto con Lui, con Dio, non deve essere un rapporto che assume termini di scambio, preghiere, opere buone, sacrifici, non devono essere vissuti in un rapporto di do ut des. Io faccio il mio sacrificio al Signore, Lui in cambio mi deve donare vita, mi deve donare salute. Non deve esserci con Dio un rapporto pretenzioso, ma un rapporto di libertà. E quindi accogliere Gesù nella vita vuol dire vivere con Lui un rapporto di libertà. Con la sua morte e resurrezione Gesù purifica tutto questo, questa immagine, dà un'immagine nuova, un volto nuovo e porta a perfezione il sacrificio. È Lui stesso che come vittima si sacrifica per il bene dell'intera umanità. I discepoli, come abbiamo già detto, sono meravigliati da questo comportamento, i giudei sono scandalizzati ed ecco allora che loro vengono alla ribalta, non comprendono questo modo di fare di Gesù. Giudei, molto probabilmente i custodi del Tempio, a cui venivano affidati le chiavi del Tempio e il mantenimento dell'ordine, vogliono chiedere spiegazioni a Gesù, spiegazioni sul suo modo di fare, sul suo comportamento. Gesù quindi dà una risposta molto, molto secca, molto, molto forte. Sciogliete questo santuario, distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gesù quindi con questa frase conferma e dà credito ai segni che ha compiuto prima. Gesù restaura il Tempio, Lui è il vero Tempio nel quale possiamo trovare Dio. Attraverso Gesù noi incontriamo Dio, non attraverso una serie di pratiche religiose vuote. I giudei quindi si fermano alle pratiche religiose. Gesù vuole far capire che Lui è il vero volto di Dio, attraverso Lui incontriamo Dio. I giudei non vogliono assolutamente accogliere questo. E quindi il Signore Gesù ci invita ad accoglierlo con tanta semplicità. Ci invita ad avere uno stile di vita discepolare. Ci invita ad essere autentici nel cuore per poterlo accogliere. Gesù ci invita a spogliarci da tutto ciò che ci può allontanare da Lui, a volte anche dai nostri palchi, dalle nostre impalcature, dalle nostre falsità, dai nostri limiti. Il Signore vuole un rapporto schietto, un rapporto semplice, un rapporto spontaneo con Lui. Ci chiede questo, ci chiede sincerità. Il Signore non vuole che noi viviamo l'ipocrisia dei farisei. Allora assumiamo lo stile di vita dei discepoli, che con semplicità si affidano a Gesù per conoscerlo meglio, per accoglierlo meglio giorno dopo giorno. Allora qui alcune domande che ci possano aiutare a memorizzare, ad interiorizzare questo brano, possono aiutarci anche nella meditazione e all'orazione. Quindi prendiamo in mano questo brano di Vangelo anche nei prossimi giorni, facciamoci alcune domande. Sono capace di affidarmi a Dio completamente in un atto di fede o chiedo sempre dei segni? Dio mi dà molti segni della sua presenza di vita, sono capace di coglierli? Mi accontento del culto esteriore o cerco di offrire a Dio il culto della mia obbedienza nella quotidianità della vita? Chi è Gesù per me? Sono conscio che solo in Lui e per mezzo di Lui è possibile incontrare Dio. Queste domande ci aiutino in questi giorni a meditare personalmente sulla parola di Dio, a farla risuonare nella nostra vita e a camminare nella fede. Chiediamo che il Signore ci aiuti in questo nostro cammino e ci aiuti anche come comunità cristiana a mettere sempre al centro la parola di Dio, che ci aiuta a camminare, ci aiuta a vivere con gioia
la nostra fede, la nostra vita comunitaria. La parola di Dio e il Signore Gesù, se messi al centro della nostra vita, delle nostre comunità, possono veramente rinnovare le nostre comunità, le nostre unità pastorali, ci possono donare freschezza e entusiasmo nel vivere la vita cristiana. Allora chiediamo al Signore di poterlo sempre più mettere al centro. Ci affidiamo all'intercessione della Beata Vergine Maria perché ci aiuti, ci renda docili all'ascolto della sua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie per l'ascolto, buona serata, buon tempo di preghiera e buona Quaresima. Non sono degno di essere qui, ho abbandonato la tua casa, ho dissipato i tuoi beni, Padre, ho peccato contro il cielo